Adesso la preghiera e l'appello che faccio: si apra tutto, ma si apra tutto perché noi abbiamo problemi di ricadute psicologiche non indifferenti. Cioè, poi mettetevi nei panni di un anziano isolato che non è, magari che non ha accesso alle informazioni, non ha gli strumenti, non ha neanche le capacità di avere informazioni, e lui l'unica lettura che ha, questo ospite, è: non vedo più nessuno da mesi. Cioè, c'è il tema dell'abbandono, no? La nuova ordinanza regionale con le linee guida che vanno a sostituire le precedenti, valide da oggi e data da valutare in base all'andamento del quadro epidemiologico, è stata presentata dall'assessore alla sanità Lanzarin. Si riferisce alle case di riposo, ma anche alle strutture di salute mentale, disabili, dipendenze e minori. Novità sugli accessi con alcune distinzioni tra le strutture. Accesso di nuovo ospite in casa di riposo. Se è un ospite che arriva da casa, quindi dall'abitazione, dal domicilio, fa tampone, entra in struttura, deve essere collocato in una stanza singola e quindi isolato dal resto della struttura, dal resto della degenza. Dopo 14 giorni fa il secondo tampone, se negativo entra in maniera normale nella struttura. Accesso da pronto soccorso. Siccome sia per il pronto soccorso sia per eventuali diagnosi o comunque prestazioni specialistiche eccetera, sapete, ci sono dei percorsi destinati, differenziati eccetera, riteniamo che al rientro nella struttura entra normalmente in struttura senza fare nessun tipo di isolamento. Se invece arriva da un'altra struttura sanitaria, viene preso in carico da una intermedia, fa un periodo di isolamento nella struttura e poi entra normalmente. Per quanto riguarda le altre invece, gli ospiti eseguono un tampone, aspettano l'esito e poi entrano normalmente senza isolamento. Le regole invece sono le medesime per quanto riguarda le visite da parte dei familiari. Prevediamo la prenotazione per quanto riguarda le visite, quindi la prenotazione, gli ingressi limitati, quello che diceva il Presidente. Noi indicheremo 2 ingressi, massimo 2 persone per ospite per 30 minuti. Chiediamo alle strutture di fare anche un'analisi nel momento della visita via telefonica, e infatti uno degli allegati è una checklist che possono compilare prima telefonicamente, poi quando arrivano in struttura, che devono compilare nel dire ho avuto questi sintomi, sono stato a contatto con positivo, insomma una checklist di ricognizione rispetto allo stato di salute. Facciamo anche, firma il familiare e il gestore un patto di responsabilità. Prevediamo l'utilizzo della mascherina chirurgica per i familiari e anche per l'ospite, preferendo gli ambienti all'aperto, arieggiati o comunque luoghi dedicati che non siano i luoghi della degenza. Infine, per i servizi semiresidenziali diurni già riaperti, i gruppi si allargano da 5 a 10, con tampone a tutti prima di entrare.